Simone Barillaro, una sconfitta pesante per l'Italia contro una squadra che comunque sapevamo essere la favorita, nonostante eravate riusciti addirittura ad arrivare al pareggio dopo il primo tempo. Sì, la partita di oggi è stata una partita che si è vista la loro superiorità in campo, si è vista subito, anche perché oggi eravamo mancanti di un sacco di giocatori, ma loro si sono dimostrati un'ottima squadra, non solo dai pronostici, l'hanno dimostrato anche sul campo e hanno meritato questa vittoria. Allora, le prossime partite saranno molto difficili per voi perché ci sarà la Venere in bikini e poi il Cottini Servizi Assicurativi. Come affrontate i prossimi match? E ormai questa qua è andata, andiamo con la testa alle prossime partite, con una mentalità là per vincere, una mentalità per vincente e cercheremo di fare il nostro meglio come in ogni partita. Rimanete in terzultima e 14ª posizione, anche se sabato ci sarà Pumas Blisseur, il Blisseur potrebbe avere la possibilità di scavalcarvi. Comunque credete ancora nella possibilità di salvarvi e quindi di accedere ai play-out? Quello certo, fino all'ultima partita ce la giocheremo sempre con tutte, senza paura, a testa alta e cercheremo di fare il nostro meglio e di salvare questa stagione per non retrocedere. Grazie. Grazie a voi.